Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao amici, buongiorno, io sono Maria, vi do il benvenuto anche oggi in questo mercoledì 26 ottobre nell'appuntamento con l'oroscopo del giorno insieme a Radio.0. Allora iniziamo subito perché è mercoledì, ormai ci addentriamo nella seconda metà della settimana e siamo pronti ad andare a capire un po' come andrà questa giornata e come saranno le prossime ore. Ariete, partiamo proprio da voi. Giove, il munifico, aumenta le occasioni per nuove conoscenze, dunque nuove opportunità e interessi. Dipenderà però da voi a chi dare la preferenza. Comunque, spinti dal padre dei pianeti nel segno, lo sapevate che Giove è il padre dei pianeti, privilegerete quindi un cammino professionale graduale ma sicuro. Toro, voi per colpa della luna in Scorpione, oggi opposta a Urano che staziona nel segno, sarete un po' irascibili, un po' scontrosi. Non preoccupatevi però perché presto tutto passerà. Se vi sentite un po' disorientati invece dalle direttive contrastanti di due capi, non uno ma ben due capi, questa volta vi autorizziamo noi, fate pure di testa vostra. Gemelli, siamo da voi, prendetevi del tempo per discutere con un amico sulle nuove opportunità utili per la carriera che grazie alla benevolenza di Giove vi sono state offerte. È tempo di fare una gita, magari con la persona amata, perché no, in un luogo naturale e tranquillo e avvolto dalla magia autunnale. Che bella immagine. E siamo dai nostri Cancro, ringraziate la Luna e Venere complici se metterete in secondo piano l'attività con le sue grane, lascerete il giusto spazio invece ad amore e convivialità, è meglio così. L'atteggiamento un po' disinvolto del partner potrebbe scatenare una punta di ingiustificata gelosia, cercate di controllarla. Leone, Giove vi sorride in questo mercoledì, ma con Saturno contrario c'è sempre un ma comunque. È meglio controllare un progetto fin nei più piccoli dettagli, perché una negligenza verrebbe subito rilevata, come si dice quando si trova il pelo nell'uovo. Se la dolce metà è insofferente, chiedetevi se non gli state troppo addosso con richieste eccessive, forse a volte parte un po' da voi la cosa. Vergine, eccoci, la Luna e Venere oggi tifano per voi, avete dei fan, renderanno appaganti la vita sociale e affettiva e avrete quindi il piacere di condividere momenti di spensieratezza oggi con chi amate. Potrebbe nascere un amore appunto sul posto di lavoro, attenti, a patto però che siate discreti e sappiate quindi gestire la situazione. Vi sentite pronti? Bilancia, intanto passiamo a voi. Grazie a Mercurio nel vostro cielo non sottovaluterete il consiglio di una persona che sa vedere le cose da una prospettiva più ampia della vostra. A volte serve un diverso punto di vista. Con Saturno in favorevole trigono in più nella vostra professione opterete per sicurezza e cautela. Scorpione, la Luna in congiunzione oggi bisticcia con Urano e Saturno. Succede anche questo nel vostro cielo, anche se ce la metterete tutta, quindi qualche piccola tensione in famiglia non riuscirete proprio a schivarla, peccato. Per merito di Nettuno invece concretizzerete l'idea di farvi promotori di iniziative sociali e umanitarie. Sagittario, a causa di Marte in opposizione voi dovete fare attenzione più del solito a non rovinare l'intesa di coppia con un atteggiamento capriccioso ed eccessivamente pretenzioso. No, non è proprio il momento. Giove dall'altra parte è alleato oggi, vi capiterà quindi di mettere a segno diversi colpi e ogni volta vivrete un momento a dir poco magico. Capricorno, siamo da voi con i single questa volta che con Venere in Scorpione e Urano in Toro favorevoli vedrete finalmente la vostra vita prendere una piega appassionante. Stavate aspettando questo. Se il partner, invece parliamo di coppia, deciderà un cambiamento sostanziale nel vostro ritmo di vita, abbiate fede, accettatelo. Per i nostri Acquario, invece, oggi la Luna si quadra a Saturno, si divertirà a scombinarvi qualche piano. C'è chi si diverte così, ma non riuscirà comunque a farvi perdere calma e concentrazione. Oggi siete in quella fase di tranquillità che vi accompagna. Con Giove compiacente dall'altra parte il contatto con altre realtà anche all'estero sarà costruttivo e producente, vi aiuterà. Chiudiamo infine con i nostri pesci. Non impegnatevi in progetti non valutati a sufficienza. Con Nettuno nel segno infatti potrebbero rivelarsi con i piedi d'argilla. Questa non l'avevo ancora sentita. Chiedete piuttosto aiuto a un amico questa volta. Lasciare andare qualche devo invece a beneficio dell'affermazione di qualche desiderio in più non potrà che farvi solamente del bene. Si chiude qui il nostro oroscopo del giorno, quindi i nostri 12 segni li abbiamo seguiti tutti. Grazie per essere stati anche oggi con noi. Vi aspettiamo domani mattina ancora per altre novità. Una buona giornata a tutti e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0